E allora siamo in gara per le prime medaglie di questa seconda giornata della 16ª edizione del Memorial Chiara Giavi, con in terza corsia una scatenata Lara Bianchin che va subito in testa nei primi 50 metri, 28,83 per l'atleta di casa del Veneto Banca Montebelluna, seguita dalla compagna di squadra Barbara Vettoretti, 29,55, poi la toscana Ansaldi dell'Azzurra Prato dalla corsia 2, 29,69. Primato della manifestazione di Diletta Carli, 2,07,92, nuotato nell'edizione del 2010, primato regionale della Lunardelli, 2,03,87, primato italiano categoria ragazze di Diletta Carli, 1,59,00. Intanto la Bianchin avanti 1,01,13, Barbara Vettoretti 1,02,39, poi la Ansaldi che resiste davanti alla Casarin in terza posizione. Bianchin ai categoria estivi di Roma era stata sesta campionati italiani di categoria, quindi in finale per quanto riguarda la prova dei 200 stile libero. Questa gara che la vede ancora al comando 1,34,91, attenzione all'Ansaldi che si è portata in seconda posizione, 1,36,08, Bertoletti 1,36,55 lì vicina in terza posizione. Siamo sui passaggi del primato della Carli, del 2,07,92, primato della manifestazione, e quindi tutti i ragazzi e tutto il pubblico di Montebelluna con Lara Bianchin, la portacolori di casa, alle bracciate finali, ultime fatiche per lei, Lara Bianchin 2,07,92, Stefania Ansaldi 2,08,97, Barbara Vettoretti al terzo posto 2,10,64, eguagliato il primato della manifestazione della Carli. E dunque iniziamo subito col botto, signore e signori, Lara Bianchin, nuovo primato della manifestazione. Ci avevano già fatto divertire ieri.